Va ora in onda la rassegna stampa. Gelati, caramelle, cioccolati, bonbon, patatine, Coca-Cola. Cosa vi vendo, signore e signori? Cosa volete comprare quest'oggi? Cosa state facendo? Cosa state cercando la statua di Giovanni Paolo II per imbrattarla? Ma li volete mettere sulla kefia? Non si può fare qualcosa d'altro nella vita? Ci mettiamo anche il cappio al collo, certo. Quante brave persone che ci sono in giro, ragazzi, ma sono casi particolari. Ma dai, stai lì a guardare su milioni di italiani che sono andati a manifestare. Se qualcuno fa qualche stupidata, ma ne hanno fatte tantine di stupidate. Zitto Semmivarin, che li fai arrabbiare. Qui arrivano le sommosse popolari. C'è qualcuno che aizza. Implacabile l'orologio di Radio Libertà, lo stiamo inquadrando in questo momento, quello con la bottiglia, quello che stiamo distribuendo. Ne abbiamo ancora alcuni esemplari qui nei nostri studi di Milano, in via Bellerio 41. Se ci venite a trovare anche a quest'ora, ragazzi, siamo tutti svegli allerta. C'è Simone sveglissimo, c'è Francesco che fa i salti in redazione, assolutamente. Veniteci a trovare, portateci anche un bel salame che ci manca, un bel salame di quelli belli lunghi, morbido. A me piace bello morbido, che si taglia facilmente. E noi vediamo in cambio il bellissimo orologio a bottiglia presso Fusa, che si può attaccare stupendamente in cucina ma anche in taverna, e questa è roba da collezione, con lo stemma di Radio Libertà e le lancette che girano. Mamma quanto girano le lancette. Buongiorno da Sammy Varin, benvenuti, bentrovati. Mi fa piacere che ci siate anche quest'oggi. Sì, il dilemma dei gattini, gattini o va pensiero, io posso capirvi. Anche ieri a Cassano Magnago, lì sul viale, effettivamente ho trovato degli ascoltatori, che ringrazio, gentilissimo, quelli che mi sentono. A me fanno sempre un certo effetto, che mi dicono: oh, ma guarda che ti sento la mattina, mi ascoltano. C'è un gruppo su Lega Salvini Premier, ragazzi, siete tostissimi, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ogni mattina a commentare, a dire cose mica sempre belle, ci mancherebbe. E parlavamo ieri giustamente alle 7:25 in apertura di trasmissione: meglio i gattini di Rossini, miau, o meglio un va pensiero un po' diverso, modificato, come quello che abbiamo trasmesso la scorsa settimana in versione pianoforte? Lascio sempre aperto il quesito, perché giustamente c'è la radio più come si può dire, bacchettona, e siamo un po' tutti il ritorno alle origini della Lega, il va pensiero, che ai tempi era l'inno proprio della Lega, e c'è la radio invece un po' più scherzosa, che prende in giro, che sto per farvi la rassegna stampa e quante stupidate che vi leggerò dai giornaloni, e il miau miau di Rossini, sconosciuto poi anche a chi si intende di musica classica, ci può stare. Potete scegliere, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, perché io poi peroro, che è un verbo un po' strano. Io peroro, tu perori, e io peroro la vostra causa in direzione. Intanto il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai titolini. Vediamo come apre Repubblica. Repubblica che apre con il Focus, ma del resto anche il Corriere, vuol dire che non succede un cazzo durante la notte. Bonus elettrodomestici 100-200 euro, chi potrà chiederlo? E siamo tutti lì a chiedercelo, chi potrà chiederlo. Ma subito sotto, naturalmente, Gaza, il giorno delle trattative a Sharm, e Trump che dice: agire in fretta
per evitare spargimento di sangue. E sì, aspettiamo ancora un po', non c'è più sangue e non c'è più neanche spargimento, non c'è più nessuno da uccidere. Anche il Corriere apre con il data room della Gabanelli, che sicuramente è più interessante dal punto di vista politico, perché molti di voi se lo sono chiesti: che cosa, quanto costa e chi paga la NATO? Tan, da, da, da. Cosa si nasconde nella spesa militare degli Stati Uniti? Ma soprattutto la NATO, signori. La regola è che i 32 paesi vanno in aiuto dei partner aggrediti. Sono 100.000 i militari americani nelle loro 40 basi europee. Ecco quanto pagano davvero gli Stati Uniti. Visto che ci fanno pelo e contropelo da quelle parti, facciamolo anche noi a loro. Subito sotto, sul sito elettronico del Corriere, anche qui negoziati su Gaza al via, l'ultimatum di Trump ad Hamas e la spinta su Netanyahu. C'è tanto ottimismo su questa cosa. Speriamo sia la volta buona. Naturalmente non mancano le polemiche, sto via un weekend e avete visto quante cose succedono. Da una parte belle, bellissime, forse è la volta buona, riusciamo a fermare la guerra in Medio Oriente, in Ucraina non se ne parla neanche, e dall'altra certo le manifestazioni, tantissimi italiani in piazza, tantissime devastazioni, violenze, eccetera, ma erano casi particolari. È che sono tantissimi casi particolari, hanno rotto qua, hanno imbrattato là, cioè situazioni che uno dice: ma che cosa sta succedendo? E questa è la prima domanda che Sammy Varin vi fa, cari ascoltatori, perché questa non è una rassegna stampa seriosa dove io leggo e voi come bravi alunni dovete ascoltare e basta. No, voi potete tranquillamente alzare la mano e dire la vostra. Come? Se l'alzate non vi vedo, sono cieco e non posso assolutamente rispondervi né far sentire ciò che dite, ma se inviate un WhatsApp al 340 6709 659 mi compare direttamente qui in diretta. Provate l'emozione, lo dico soprattutto ai nuovi ascoltatori che magari per caso si sono sintonizzati con la Radio DAB su Radio Libertà o hanno scaricato l'app e questa mattina hanno cliccato sull'icona Radio Libertà ed è partita la vociona di Sammy Varinona. Scrivetemi 340, Sammy Varinona è molto gay, 340 6709 659, commentate fin dall'inizio la mia rassegna stampa. Sul Corriere c'è l'intervista a Landini: straordinarie le piazze e falsi i dati del governo, quando mai? Nessun cattivo maestro, i violenti li cacciamo. Ecco, che cosa risponderesti a Landini? I violenti li cacciamo, ma abbiamo visto anche degli striscioni pazzeschi, che dicevano cose pazzesche e improponibili, e uno dice: ma scusami, ma tu sei dietro, con te a centinaia di persone dietro questo striscione e non hai letto che cazzo c'è scritto sullo striscione? Cioè, ma ti viene in mente tu sei dietro a uno striscione che inneggia alle migliaia di morti che ci sono stati in Israele con Hamas che è arrivato con i droni volanti, cioè non ti sei accorto di niente in quello striscione? No. Vabbè, ne arriviamo, ci arriviamo, questo è solo il sito internet. Adesso voglio entrare subito in un quotidiano che non vi aspettate, perché di solito inizio subito con i giornaloni e basta giornaloni. Cerchiamo la verità, anche se la verità sta sempre nel mezzo, come dice Sammy Varin, ma eccolo qua il quotidiano La Verità, che vedete anche in radiovisione. Se scaricate l'app, cliccate su canali, nell'app di Radio Libertà si vede anche la TV. La stessa cosa se andate sul sito radiolibertà.net minimo, o se ci guardate su Facebook o su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Allora, in taglio alto, una titolazione che non esiste su altri quotidiani, ma lo sapete, La Verità molto spesso dice cose che non esistono su altri quotidiani. Amanti, corruzione, politici e pizzini
nuovo fascicolo sull'ex PM di Garlasco, sempre lui, Mario Venditti, tutte le carte sulla squadretta di carabinieri che lavorava col magistrato indagato. Se vi ha appassionato la vicenda Garlasco, prosegue la saga. Ma in centropagina, eccoli i postumi di 2 giorni di manifestazioni in tutta Italia. Compagni che sbagliano? No, Maranza che sfasciano. Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati, tutto pur di negare il problema. L'asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti. Che ne pensate secondo voi? C'è questo asse tra la sinistra e gli immigrati violenti? Sono amici? Tutti questi immigrati strani che veramente anche quelli che picchiano, che violentano, che rapinano, eccetera, hanno un legame o comunque una protezione da parte di una certa sinistra? Ditemi la vostra scrivendo al 340 6709 659, perché io tra poco leggo i vostri messaggini. Il sindacato di polizia intanto fa i conti. In 72 ore sono stati feriti ben 126 agenti e ribadisco e discoriba, chi organizza queste manifestazioni, ci stiamo riferendo a quest'ultima che c'è stata nel weekend con milioni di persone, ma le avete viste? Sono tutte lì, guarda su Repubblica la foto, sì, è un po' taroccata, l'ondata Propal invece è una piazza di 11 anni fa, vabbè, capita di sbagliare, però insomma comunque erano in tanti, adesso non possiamo star lì a dire non è vero, non c'erano milioni di italiani, io dico italiani, ma poi italiani, non è che fossero molti italiani in Maranza, sono finti italiani. Comunque è stata una prova di forza incredibile. Ma che cosa c'è dietro questa prova di forza? E davvero erano tutti per Gaza, che nelle interviste molti di questi non sapevano neanche dove fosse Gaza, cosa succedesse a Gaza. Non c'è forse un malessere più generale che comunque ha fatto scattare tutto con questa overdose di informazione durata non mesi ma anni, proprio ad esempio su Gaza, su ciò che succede tra Israele e la striscia di Gaza? C'è anche questo fatto, ma tra poco vi leggerò un'intervista con un sociologo. Sì, è su uno dei giornaloni di sinistra, mi spiace. Quelli di destra non ce l'hanno il sociologo, però è interessante perché dice insomma che c'è qualcosa di più e sicuramente c'è anche chi ha sobbillato alla violenza in questi mesi. Indovinate chi? Siamo ancora sulla verità. Certamente in Egitto in queste ore si tenta l'accordo, Trump pressa Bibi e Hamas, ma l'aveva già fatto in passato e non aveva ricavato un ragno dal buco. Delegazioni pronte al negoziato su Gaza mediato dagli USA, oggi i primi incontri sul tavolo, i no di tregua e ritiro dell'IDF. Noi naturalmente facciamo il tifo per la fine di tutte queste cose orribili. Sulla verità vado all'interno perché oggi voglio esplorare prima la verità, perché a pagina 3 ci racconta che la sinistra corre a nascondere i Maranza, la gazzarra su Gaza. E qui ci dividiamo, attenzione, perché in molti, anche i miei conoscenti, dicono ma si è fatto bene a fare una manifestazione per dire basta la guerra, basta queste uccisioni, eccetera. È stato un nervo riflesso, un effetto che viene naturale a tutti noi. Certo, rispondo io, così come certo viene naturale spaccare la faccia ai poliziotti, andare a pastrugnare scrivendo frasi indecenti la statua di Giovanni Paolo II. Uno dice ma questa gente che non conosce la storia, non conosce niente, gli scrivono fascista al Papa.
Fatto sta, l'ex leader CGIL Cofferati dà una lettura sociologica delle proteste violente. Persino Cofferati fa il sociologo, ma quello che vi leggerò non è Cofferati, ve lo prometto. Il solito compagni che sbagliano, rifiutando di vedere la saldatura tra antagonisti e immigrati di seconda generazione. Non c'è, come il sindaco di Milano, che fino a un po' di tempo fa diceva che la violenza è solo percepita, pita perce, una bomba che può esplodere da un momento all'altro, è la saldatura tra antagonisti e immigrati di seconda generazione. E io aggiungo non solo quella, perché comunque stiamo inserendo in questa cosa di Gaza tutte le cose brutte che sono accadute in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. E puntualmente qualcuno si arrabbia e chiaramente chi ha organizzato la manifestazione dice no, io non c'entro niente con questi, assolutamente, niente, li abbiamo cacciati dalla manifestazione. Sì, ma non vi siete accorti che stavate manifestando con uno striscione che inneggiava alla terribile cosa che hanno fatto quelli di Hamas contro gli israeliani? I progressisti truccano pure le immagini, eccola qua la marea di Roma, siamo 1 milione, stop al genocidio. A leggere i giornali di sinistra, lo sciopero che ha paralizzato l'Italia e la manifestazione del giorno successivo sono stati un successo. A proposito, fatemi un whatsappino anche su come è andato il weekend sotto questo punto di vista. C'era qualcuno che aveva delle visite importanti quest'oggi e la visita è andata a buca perché non è riuscito a raggiungere il posto della visita. Parlo naturalmente di chi arriva da sud e voleva prendere un treno, ma il treno non c'era. Cioè, cosettina da nulla, chi doveva arrivare al lavoro, ma cosa vuoi che sia, una giornata di lavoro in meno, ma dai, anche chi ha scioperato ha avuto una giornata di lavoro in meno. Sì, ma io non scioperavo mica, io volevo andare a lavorare, punto e basta. A leggere i giornali di sinistra, lo sciopero che ha paralizzato l'Italia e la manifestazione del giorno successivo sono stati un successo, nessuno scontro, nessuna tensione o quasi, tutto è filato liscio, anche se la percentuale di chi ha aderito allo sciopero è sotto al 10%. Anche se l'altro ieri certamente erano presenti in piazza molte persone, ma non il numero celebrato a sinistra. Come fare se la realtà ti dà torto? Semplice, la falsifichi, come ha fatto Repubblica. In questo modo potrai far vedere 1 milione di persone pubblicando una foto scattata nel 2014 durante una manifestazione della CGIL, come ha notato il fotoreporter Alessandro Serrano. Era stata indetta da Susanna Camusso contro Matteo Renzi 11 anni fa. Gaza non c'entrava nulla e nemmeno la Palestina. Ti immagini, fin dai tempi si sparava sulla striscia di Gaza, ma non gliene fregava nulla a nessuno, soprattutto alla sinistra. 11 anni fa. Capita nei giornali progressisti che a furia di essere avanti restino indietro nel tempo. Così scrive tra i pochi oggi a pagina 3 il quotidiano La Verità. Cosa che viene sbandierata anche, ad esempio, dal Libero, e lo vedremo tra poco. Merita attenzione l'intervista a pagina 4 sul quotidiano La Verità a Silvia Sardone. Sentiamo il suo punto di vista su queste manifestazioni. Terrorista chi picchia le forze dell'ordine, PD e Sala conniventi. È quello che vi dicevo prima, ragazzi miei. Chi organizza la manifestazione, chi è a capo di questi cortei, deve aprire gli occhi. Il vice segretario della Lega, Silvia Sardone, intervistata oggi a pagina 4 del quotidiano La Verità, dice: la CGIL è il braccio armato dei Dem e il trampolino di Landini per il Parlamento. Flotilla? Propaganda. Federico Novella: chiamiamo le cose con il loro nome. Quelli che sistematicamente attaccano le forze dell'ordine vanno equiparati ai terroristi. Sono professionisti della violenza. Il giudizio di Silvia Sardone, vice segretario della Lega sulle grandi manifestazioni pro Gaza di questi giorni, è sferzante. Chi sfascia le città è estremista al pari di Hamas. Non a caso ai cortei dell'altro ieri ci sono stati striscioni pro 7 ottobre e bandiere di Hamas. Vergognoso.
pericoloso. Per questo bisogna rivedere subito le regole sugli scioperi. Maurizio Landini chiude un occhio sugli estremisti e sa che le piazze esagitate gli garantiranno una carriera politica. Il Partito Democratico di Ellis Line, pur di attaccare Donald Trump, è andato in testacoda sul Medio Oriente, va al traino degli estremisti. Paginone con l'intervista al vice segretario della Lega Silvia Sardone oggi sul quotidiano La Verità. A Milano c'è un sottobosco di centri sociali vezzeggiato da anni dall'amministrazione guidata da Mr. Expo solo per fini elettorali. Tutta vostra questa intervista, ragazzi. Vi siete svegliati presto, usciamo di casa, mettete il gipunino, c'è il giubbottone che fa frecce, e andate a salutare il vostro edicolante. Vediamo chi c'è, se c'è ancora, soprattutto. Pagina 5, compriamo un quotidiano alla settimana. Simone, compriamolo sto quotidiano. Ma dai, barbone, straccione, pezzente, 1,50 €. Senti. Il profumo della carta. Siamo sulla Verità, pagina 5. Oggi La Verità intervista anche Francesco Paolo Capone. Troppi scioperi inopportuni, così il sindacato non ha senso. C'è la sensazione che, a proposito, venerdì prossimo chi è che sciopera stavolta? Per sapere, chiedo per un amico. Il sindacato UGL, Capone è il segretario dell'UGL, stronca le ultime iniziative di Landini su Gaza e finanziaria. La credibilità si ottiene tutelando i lavoratori senza contestare a priori il governo. Paginone con l'intervista al segretario della UGL oggi sulla Verità. L'Italia dovrà puntare sulle centrali nucleari per essere indipendente e fornire alle imprese energia a costi inferiori. Crescerà la produzione. Insomma, ragazzi, è il sindacato che ci piace tanto. Oggi sulla Verità. Per par condicio, adesso vi dovete fare una pera politica, of course, con il quotidiano Repubblica. Ma non ce l'ho neanche, la sto cercando, non c'è. Eccolo qua. Trump minaccia Hamas. Come osa Trump minacciare Hamas e di conseguenza migliaia e migliaia di italiani che sono andati a manifestare in questo weekend? Scherzo, dai, e fatemi un po' ridere, scherzare. Il pressing del presidente americano sui negoziati che oggi si aprono a Sharm el Sheikh. Sempre nei posti belli vanno a fare sti negoziati, così alla fine della riunioncina tutti al mare, anche se lì insomma non è proprio bellissimo come in altre zone, purtroppo la costa è rovinata abbastanza dall'incuria e dai troppi turisti. Annienterò i miliziani se non cedono il controllo di Gaza. Sì a modifiche del piano di pace. Questa è Repubblica. Donald Trump avverte Hamas alla vigilia dell'avvio dei negoziati a Sharm el Sheikh in Egitto. Sarà annientata se rifiuterà di cedere il controllo di Gaza. Ma l'aveva già detto qualche mese fa. Minaccia presidente americano, ma apre a modifiche del piano di pace. Pressing anche sul premier israeliano Benjamin Netanyahu. Naturalmente la sfiga del lunedì su Repubblica con l'intervista a Keret, che è uno scrittore, se non erro, un'illusione, la fine della guerra, la follia è al potere. Bene, un corno, male. Sempre su Repubblica parla anche Landini, scontri al corteo. Landini dice: i criminali ci danneggiano, ma guarda, e perché li fate entrare in corteo? Perché passeggiate dietro lo striscione schifo? Non riesco neanche a dirlo, capisci? Vado avanti lo stesso, vado avanti, non mi fermo. Inferno russo su Leopoli, bombe sfiorano un treno con 110 pacifisti italiani. Giustamente Repubblica la mette in centropagina. Un'altra notte di terrore in Ucraina, non c'è nessuno che una manifestazioncina per l'Ucraina, zero. Colpita non c'era uno striscione in questo weekend per l'Ucraina, niente. Colpita da una pioggia di missili e droni
Sotto attacco anche la regione occidentale di Liopoli, al confine con la Polonia, che ha fatto decollare i propri aerei. I raid hanno sfiorato un treno dove viaggiavano 110 pacifisti italiani del MEAN, Movimento Europeo di Azione Non Violenta, di ritorno da una missione. Il presidente ucraino accusa dall'Occidente, manca una risposta degna a Putin. E cosa si può rispondere? Facciamo una manifestazione. No, nessuno che fa la manifestazione. Sta cosa no. Me la sapete spiegare perché non si manifesta per la guerra tra Russia e Ucraina? La Salis, signori, ecco, l'unico motivo di esistenza di queste ore per chi effettivamente ha dei problemi di salute, e fatemi aprire veramente, apro le braccia e vi abbraccio tutti coloro che si sono beccati il Covid anche qua in redazione, signori. Il nostro Beppe, niente di grave, ci mancherebbe, però giustamente si ricomincia con sta menata dei tamponi, e dove te lo metto il tampone, lo metto di qua, lo metto di là, e certo, d'altronde noi fragili, no? Cosa ci vuoi fare? Un abbraccione, chiaramente. Curatevi, state tranquilli, chiaramente tachipirina e vigile attesa, molto vigile l'attesa, ma ancora più vigile perché a pagina 17 di Repubblica, una motivazione per vivere a pieno questi giorni, Salis, c'è persecuzione. C'è persecuzione verso la Salis. Ma chi? La sindaca di Genova? No! Ilaria Salis, 41 anni, europarlamentare eletta con AVS nel 2024. La commissione Iuri ha votato contro Orban, ma il fatto sta che domani l'Europarlamento, bada ben, si pronuncerà sulla revoca dell'immunità. Viola Giannoli oggi su Repubblica è lì si tiene in mano una croce, no? Sta pregando. Ilaria Salis saprà domani se manterrà l'immunità da eurodeputata o se i suoi colleghi del Parlamento europeo decideranno di consegnarla alla giustizia ungherese. Alle 12 domani martedì è calendarizzato il voto in plenaria a Strasburgo, l'ultimo verdetto. I numeri nella pura teoria non sono dalla sua, ma più di un elemento pende invece a favore dell'europarlamentare di AVS. Il primo è già noto: la bocciatura in commissione Iuri Affari Giuridici della revoca dell'immunità, passata seppur per un solo voto di scarto, e sapete chi guardiamo, il 23 settembre scorso. La secondo motivazione è la novità. La relazione che il presidente della stessa commissione, il Burgalo Kukciuk, ha redatto e porterà domani in aula. Ebbene, oltre a ricordare le accuse di aggressione mosse a Salis e le misure di detenzione dure nel corso del procedimento penale a suo carico, il presidente dell'organo interno all'Europarlamento scrive: lo scopo principale del procedimento e della successiva richiesta di revoca dell'immunità sembra essere quello di zittire Ilaria Salis a causa delle sue da tempo consolidate opinioni politiche e del suo attivismo, che sono anche alla base del suo impegno e della sua attività politica in qualità di membro del Parlamento europeo. Quindi, insomma, nei confronti della Salis emergerebbero diversi franchi tiratori, ma soprattutto quel sospetto di persecuzione che dovrebbe indurre gli europarlamentari a salvarla, e allora ci saranno i franchi tiratori di sicuro, di qua, di là, tira di qua, molla di là. Domani mezzogiorno, martedì, alle ore 12, il momento della verità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Plin plom plan. Ci siamo riposati un po' le orecchie della voce di Sammy Varin, abbiamo fatto pipì e magari anche colazione con Ezio Paloschi, compositore bergamasco che ha composto questa I sospiri del giorno. Ah, dove vi portano i sospiri del giorno? Ma nella rassegna stampa di Sammy Varin su Radio Libertà. Grazie a tutti voi, soprattutto voi che state andando in ufficio, in coda come sempre. Che c'è di nuovo? Ma qualche novità bella c'è e Sammy Varin ve la sta tirando proprio sul parabrezza in senso buono e potete poi pulirvi il tergicristallo se non vi piace. Grazie a chi segue Radio Libertà in giro per l'Italia con la Radio DAB. Ricordate, schiacciando DAB sullo schermino della vostra autoradio digitale e ragazzi vi si apre un mondo di radio che non avete mai ascoltato. Chi fa rock, chi fa country, chi fa jazz, chi fa disco music anni 70-80, chi parla e noi siamo tra quelli che parlano. I gattini di Rossini, Pierluigi, mi avete stracciato, io ero per il va pensiero sostituire i gattini delle 7:25, la sigla di inizio trasmissione, con il va pensiero in versione pianoforte. Niente, non volete mollare. Bravo Pierluigi, addirittura questo vuole Giulio Cainarca che canta, non sarebbe male. La mia bimba Viola di anni 10 vuole sentire assolutamente i Due Micetti. Si va a scuola in leggiadria, pezzo musicale geniale, vero? Luca da Milano, sono d'accordo con te, soprattutto perché, ripeto, anche gli audiofili di musica classica restano a bocca aperta. Sta roba di Rossini non l'avevano mai sentita e chiaramente soltanto un esperto come Giulio Cainarca poteva trovare una roba simile. Quindi gattini ancora avanti. Sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. La domanda è: vogliamo tornare agli anni 70? Quando questi imbecilli manifestano, lo sanno cosa stanno facendo? Inutile parlare di infiltrati, è risaputo che ai Maranza piace andare in piazza a fare casino. Ma ai pidioti interessa aprire gli occhi sulle cazzate che fanno? Ci scrive Marco. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, devo dare ragione a Travagliato immagino sia Travaglio un po' più ato, stavolta quando dice che la colpa dell'ignoranza dei Propal è dei docenti universitari, che in Italia sono al pari del zero cultura. Li licenziamo? PS, comunque io piuttosto che essere Propal sono protetto. Che spiritoso, Marco, si è svegliato, veramente bello potente. Sarebbe bene che il governo tagliasse i fondi ai giornali racconta bugie tipo Repubblica, o almeno continuasse a trascinarli in tribunale, visto che sono costantemente pro balle. Ancora, si ricordi Landini che i violenti sessantottini sono una creazione dei suoi amici dell'ex PC. La martellatrice sarà salvata dai suoi amici di Forza Italia. No, Gian, ma perché mi devi mettere così la verità, in questo caso non il giornale proprio? Sarà salvata da Forza Italia. Guarda che ci arrabbiamo davvero.
Possibile che la maggior parte dell'opinione pubblica non capisca che la flotilla non è stata altro che un ributtante diversivo creato per distrarci dal genocidio palestinese? Viviamo in un mondo di rane bollite. Non so se vi piacciono le rane bollite. Personalmente, effettivamente, ste rane non mi piacciono più di tanto, sono dentro tutti gli ossicini. Viva i gattini, scrive quest'altro. Ho capito. Per il momento mi ritiro, gattini vincono a man bassa proprio, e quindi proseguiamo con i gattini al risveglio delle 7:25. Ma intanto è un bel problema, sono sul quotidiano Repubblica, che oltre a intervistare, no, non è un'intervista ma è un paginone in riverenza a Ilaria Salis, all'interno si occupa anche di elezioni regionali, lo sapete, si va a votare ancora quest'oggi fino alle ore 15. Perché cosa, tu dici? Perché qua ogni settimana ce n'è uno. Per la Calabria, fino alle 15, la sfida tra il governatore uscente Occhiuto e lo sfidante di centrosinistra Tridico. E mo te lo dico, si dice Tridico, Marin, Tridico, lo so, però ci scherziamo, facciamo il tifo per l'ex presidente dell'Inps, simpaticissimo, le sue gag, le sue figuracce, ma chi non fa figuracce? Io le faccio tutti i giorni. Fatto sta, solo un calabrese su 3 è andato al voto, cioè che non è praticamente come l'ultima volta, è leggermente meno, ma il dato non è che si discosta. Però Giuli Spica da Cosenza su Repubblica, pagina 18, la mette giù male, non va più nessuno, ma che interessa a me è quello che si scrive un po' più in basso riguardo l'età pensionabile. Valentina Conte ci parla della Lega che tiene il punto, e questo compare anche sul sito elettronico, dicendo: età pensionabile congelata per tutti. Claudio Durigon, sottosegretario Dixit: fermeremo l'aumento dei 3 mesi per tutti. L'abbiamo promesso e lo faremo, scandisce Claudio Durigon a Repubblica, parlando dei nuovi requisiti per la pensione che scattano dal 1 gennaio 2027, aggiornati alla speranza di vita. Le coperture non tolgono il sonno al vice segretario della Lega e sottosegretario al lavoro. 3 miliardi sì, ma non subito, nel 2027. La quadra contabile si troverà, pare di capire. Ciò che conta è il punto politico. Per questo Durigon respinge almeno per ora l'ipotesi di blocchi selettivi solo per alcune età o categorie, o l'introduzione di tetti e finestre che limiterebbero la portata dello stop. Zero aumento per tutti, questo è il messaggio netto. Chi è interessato chiaramente può comprare oggi il quotidiano Repubblica, anche se di questo e d'altro se ne parla anche su altri giornali. Dopo Repubblica dove vado? Avete dei dubbi, incertezze? Dove potrei andare secondo voi? Vado su Libero, certamente, anche perché il titolo è molto chiaro, ed è molto chiaro quello che sta accadendo. Se non sei pro Gaza, scatta il bavaglio. E questo ce ne siamo accorti noi di Radio Libertà da decenni, fin dai tempi che eravamo Radio Padania Libera, poi Radio RPL, adesso Radio Libertà. Siamo messi in un angolino sui social, non vi arriva nessuna notifica che siamo in diretta. No, dovete venirci a cercare. È come fare la spesa dal contadino, non è che trovi le robe del contadino al supermercato, bisogna andarlo a cercare. Proprio per questo che io ringrazio chi di voi anche quest'oggi schiaccerà condividi sulla pagina Facebook di Radio Libertà e condividerà la nostra diretta agli amici, ai parenti tramite WhatsApp, dicendo: "Wey, senti la rassegna di Radio Libertà, com'è diversa dalle altre". Libero titola "La fatua anti-Libero". L'albanese invoca la censura in TV per Secchi, perché gli hanno fatto dire cose che non diceva, ma poi fugge dalla 7 quando nominano la Segre. E in questo caso, ragazzi, ci sono stati dei bisticci in TV molto potenti. Qualcuno di voi li ha visti su Instagram? Poi ve li faccio vedere. Floridia, difesa disperata di 5 Stelle e PD. Il centrodestra
dopo il video taroccato deve dimettersi. Insomma, scrive Mario Secchi, è arrivata anche la fatua di Francesca Albanese per difendere l'indifendibile manipolatrice di video Barbara Floridia. È scesa in campo la sacerdotessa dei Propal che vorrebbe tenermi lontano dalla TV. Colpa di chi lo invita a parlare di cose che non sa e non capisce, dice Mario Secchi, che adesso è preso in giro anche da Crozza. Ma guarda un po', è ritornato Crozza. Ma chi lo avrebbe? Io non ci credevo, ho detto ma quello è perennemente in vacanza, è tornato, ma farà qualche puntata poi tornerà di nuovo alle Seychelles. La passione di Albanese per le liste di proscrizione è un genere interessante che, come vedrete, nasconde un disegno. Il volantinaggio nelle redazioni televisive che Albanese dedica alla mia persona è un fatto nuovo, è l'ucase del capo del Soviet Supremo contro uno che canta fuori dal coro degli utili idioti di Hamas. Quei colleghi che mi invitano a dire la mia nei loro programmi ora sono avvisati. Il partito unico Propal li guarda e li giudica. Attenzione, sembrano sciocchezze, ma in realtà c'è una base di verità. Se non sei Propal, allora che cosa sei? Allergico al confronto, scrive Libero di Spalla, con Telese che perde la testa, vuole zittire Capezzone e scappa dallo studio. E anche questa con Capezzone è stata una cosa, direi quasi, posso dire violenta? Allora facciamo così, Simone, tiriamo sul cursore, ti mando in onda proprio dalla pagina Instagram di Daniele Capezzone qualcosina che è successa in queste ultime ore che magari vi siete persi. Giustamente io ve la faccio sentire e vedere. Dai, senti. Conduttrice, stai a cuccia! Ma dove siamo? Ma vergognati! Vergognati! Stai a cuccia! Questo fascista rosso, come si permette? È una domanda al volo di Daniele Capezzone, confido ovviamente nel fair play. Tanto bentornata nel totale dissenso, ma con assoluta benevolenza all'onorevole Scuderi. Bentornata, sono contento che sia tornata e stia bene, e anche grazie al governo italiano. No, ci sono due cose, onorevole, che non funzionano proprio. La prima è questa: nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che 4 parlamentari sono andati via e avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo, se non ora che siete al calduccio. Primo. Ma la seconda cosa è molto più grave. La seconda cosa è molto più grave. La seconda cosa è molto più Stai a cuccia perché Stai a cuccia! Alla Minacciati, conduttrice, stai a cuccia! Scusate, Ma dove siamo? Sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. Ci sono due cose, onorevole, che non funzionano proprio. Nessuno sale su un aereo a sua insaputa. Insomma, e contro cosettine la sua... leggere sono accadute in televisione nelle ultime ore. Chiaramente, signori, noi non possiamo che farvele ascoltare e chiedervi un parere al 340 6709 659. Siamo in prima pagina sul Libero. Ops, Repubblica mette una foto fake. Corteo Propal, no, manifestazione CGIL del 2014. Eccola qua. La foto pubblicata ieri a pagina 6 di Repubblica, Piazza San Giovanni, si legge nella didascalia, invasa dai manifestanti Propal. Una bella immagine, certo, peccato solo che sia un falso. Non si tratta infatti della sfilata anti-Israele di sabato, ma di una manifestazione della CGIL che risale addirittura al 2014. Papa con Trump, sinistra con violenti. Leone XIV incoraggia la pace ed è preoccupato per l'antisemitismo. Anche Papa Leone, preso in giro dal tornato da poco Crozza, e gliene ha dette di tutti i colori, forse anche una cosettina azzeccata che mi è venuta in mente anche a me qualche settimana fa. Lo dicevo, il Papa potrebbe fare questo gesto pazzesco, andare a Gaza,
allora sì che si fermerebbe tutto quanto. E Crozza l'ha messo proprio in scena, ha fatto vedere il Papa, lui travestito da Papa, che sarebbe in mezzo alle macerie in quel di Gaza e tutto si potrebbe fermare. Ma ha anche messo in rilievo un'altra cosa, Crozza, è stupidotto, ce l'ha perennemente con il centrodestra, eccetera, che il Papa nelle ultime settimane, che sono anche le prime, insomma, di pontificato, sta facendo cose che uno dice: ma cosa è andato? Cos'è che è andato a salutare le sue guardie che sono state nuove guardie, diventate guardie che prima non erano guardie, le svizzere, mi viene sempre in mente l'hamburger, e cioè uno dice: ma no, cosa è andato a inaugurare questa cosa, quell'altra un papa benaugurante che inaugura cose, che va a salutare, e tu dici: ma cosa dovrebbe fare il Papa? Chiaro che in questo momento d'emergenza, di guerra di qua, guerra di là, sarebbe bello che però lascio sempre a voi questa meditazione, se il Papa stia facendo abbastanza per fermare la guerra. Certamente a pagina 2 di Libero si parla proprio dei 5 Stelle, del PD contro Libero, mentitori e squadristi, ma il centrodestra attacca, Floridia incompatibile. La sinistra si schiera al fianco della grillina che ha montato ad arte un video per attaccarci e ribalta i fatti. Avete distorto la realtà per propaganda. La maggioranza non ci sta, la grillina ha passato il segno, si dimetta. Chiaramente chi ha seguito questa vicenda può approfondire oggi su Libero. Albanese contestata ma insiste, pace? Un abominio. Dopo aver chiesto la censura per le opinioni diverse dalle sue, ci spiega il piano Trump, un'altra occupazione illegale. Siamo decisamente lontani anni luce rispetto a questi personaggi. A pagina 3 si ritorna sulla fatua antilibero, la censura dei Propal. Se non la pensi come loro, scatta il bavaglio. Albanese, spalleggiando le manipolazioni della 5 Stelle Floridia, invoca l'epurazione TV contro di me. Parla naturalmente il direttore Secchi. È la Flotia Connection che soffia sulle piazze, ma l'inviata ONU fugge dalla 7 non appena qualcuno nomina la Segre. Paginone sul quotidiano Libero, che poi si occupa anche del simpaticissimo Telese a pagina 4, Italia ostaggio dei Propal. Attenzione che finiamo davvero così, la propaganda anti-Israele, ma io aggiungo non soltanto, perché qui c'è dentro un universo di persone che non vuole bene a questo paese e che vuole una rivolta sociale brutta, intollerante al confronto TV, si scrive a pagina 4 di Libero. Telese vuole zittire Capezzone e se ne va. Scontro alla 7, ve l'ho fatto sentire prima. Il giornalista perde la testa contro il direttore editoriale di Libero che lo incalza sulla Flotia. Capezzone, la sinistra fugge, ma quindi mi state dicendo che i 4 parlamentari della Flotia hanno mollato i compagni? I compagnucci in detenzione e gli onorevoli al calduccio? Telese, la difesa. Trovavo insopportabile dire certe cose a una persona, la deputata Scuderi, che era stata liberata e non poteva restare, è stata 30 giorni in barca e arrestata. A voi naturalmente. L'ardua sentenza quest'oggi sul quotidiano Libero e chiaramente ancora per par condicio, ragazzi, oggi sono veramente, mamma mia, quanto sei diventato democristiano, Sammy Varin. Andiamo sul quotidiano La Stampa e vi faccio felici. Trump, Hamas, pace o morte? Questo è il titolo principale del quotidiano La Stampa. Oggi il vertice in Egitto. La Casa Bianca apre alle modifiche dell'accordo. I terroristi, stiamo recuperando i corpi dei rapiti. L'out-out del presidente, annientati se non cedono il potere. Gli ostaggi torneranno tutti a casa. Questo è il titolo principale del quotidiano La Stampa, dove io però vado a sbirciare altre cose, ad esempio i cortei Propal che agitano la politica e il virgolettato sulla Stampa, pagina 10, vi giuro, chi li organizza
paghi i danni. Centrodestra all'attacco dopo gli scontri. Landini, criminali e cretini non c'entrano con la piazza. Nicola Molteni, sottosegretario all'interno della Lega. Dopo 3 giorni di guerriglia urbana è arrivato il momento di prendere i provvedimenti. La Lega insiste, ogni manifestazione deve prevedere una garanzia finanziaria. Che ne pensate? Altra domandina per voi ascoltatori al 34067090659. Ha ragione la Lega a proporre questa cosa? Chi organizza deve pagare una cauzione nel caso ci siano danni. Adesso Lamberto Giannini dice i violenti sono stati isolati dal corteo, massima allerta sull'antisemitismo. Ma non basta, caro mio, perché abbiamo visto che i violenti isolati che distruggono ma facevano parte della tua manifestazione, in migliaia hanno passeggiato dietro striscioni improponibili per noi. Non so se per loro erano striscioni giusti che inneggiavano ad Hamas. Oggi è pagina 10, pagina 11, quindi del quotidiano La Stampa, si sentono anche le ragioni del centrodestra, ma a interessare noi è la pagina 12 con Giuseppe De Rita. Chi fu costui? È un sociologo che dice: ma quale violenza? Erano preti. La protesta sfugge ai partiti. Guarda che interessante questa cosa. Questo sociologo dice: Landini guida una rivolta non sua. I giovani non conoscono, ripeto, non conoscono il conflitto. Leggiamo insieme l'intervista di Flavia Amabile oggi a pagina 12 della Stampa. La manifestazione di sabato, un corteo di preti, provoca Giuseppe De Rita, 93 anni, sociologo, fondatore e presidente del Censis. Questo concetto dei preti poi lo spieghiamo. Intanto però sabato a Roma c'era 1 milione di persone in piazza per Gaza. Più di 20 anni fa Sergio Cofferati, all'epoca segretario generale della CGIL, di persone ne radunò 3 milioni, ma per l'articolo 18. Ora invece gli italiani si mobilitano per Gaza. Che cosa sta accadendo? Chiede La Stampa a questo sociologo. Se lo sapessi, farei il capo del governo. È tutto così labile, dice il sociologo. Ci sono milioni di persone in piazza, ma non si capisce perché. Dichiarano di manifestare per Gaza, ma che cos'è Gaza? È un sentimento collettivo? È un'indignazione collettiva? Una paura collettiva? Un conflitto collettivo? Torna a parlare La Stampa. C'è la rabbia provocata da un'ingiustizia, c'è il dolore per un popolo che viene cacciato via dalla propria terra, che muore di fame, che non ha diritto nemmeno a ricevere aiuti e cure. Risponde il sociologo. I 3 milioni di persone scese in piazza all'epoca di Cofferati erano lì per una battaglia sindacale, per un conflitto di classe, per i precari. C'erano degli interessi precisi. Il conflitto deve basarsi su degli interessi, non su logiche di sentimento. Nel caso di Gaza non mi sembra che ci siano interessi, a parte quelli di alcuni opinionisti che cavalcano l'onda dell'opinione. Un punto critico, un vuoto che non si sa come verrà riempito. Non sarebbe compito della politica cavalcare quest'onda? Chiede La Stampa al sociologo. Giorgia Meloni infatti è una specialista, risponde lui. Per anni ha surfato sull'onda delle opinioni, ma oggi ha un ruolo diverso. È presidente del Consiglio. Su Gaza ci troviamo in una situazione strana. L'incertezza non è capire chi siano le persone scese in piazza, ma chi potrà gestire quest'onda di sentimenti per portarla non si sa bene dove. L'unica possibilità che vedo è fragile. Cioè questo sociologo dice, attenzione, potrebbe arrivare qualcuno che prenda in mano questa massa di persone e la inscatoli in un partito, in un movimento. L'unica possibilità, dice il sociologo, e la vedo fragile. C'è un sentire di rabbia, di paura, di pena per i bambini di Gaza, che questo sentire possa creare una contrapposizione politica. Ma mi sembra che la capacità di cavalcare quest'onda da parte di alcuni porti solo a un contrasto con il governo, a una battaglia contro Giorgia Meloni. È quello che dicevamo, cioè alla fine tutto questo viene instradato per protestare contro il governo, contro, aggiungo io, questo Stato.
Infatti, dice la Stampa, l'opposizione sta provando a usare Gaza ma con scarsi risultati. La sconfitta nelle Marche ne è una conferma e oggi arriverà la notizia della Calabria. Piazze piene, urne vuote, era scritto su un cartello presente alla manifestazione. Risponde il sociologo, gran parte di chi era al corteo probabilmente non va nemmeno a votare. E i partiti di opposizione sono ancora immersi in una cultura movimentista, non sono stati in grado di dare una struttura politica alle emozioni che li hanno mossi, né sono in grado di farlo con l'onda creata da Gaza. Potrebbe farlo il governo? Chiede la Stampa al sociologo. Sarebbe di sicuro più facile per chi governa provare a gestire l'onda di emozioni buone, ma anche il governo ha una leader nata movimentista che mostra una debolezza nel passare a una politica strutturale. E i sindacati? Landini ha scelto mesi fa di andare verso la rivolta sociale, ricorderete ascoltatori, mettendo da parte i problemi dei contratti del precariato, dell'articolazione territoriale e di tutte le sfide professionali di un sindacato. Ora che la rivolta è arrivata, lui, che ne è uno degli antesignani, si ritrova a guidare una rivolta non sua, perché quello di sabato non era un corteo di operai, di precari, di lavoratori. Landini deve fare un esame di coscienza. Quelli che erano in piazza non li ha portati lui e non sa da chi verranno usati. Molti erano giovani, dice la Stampa. In questa generazione c'è più rabbia che in quelle che l'hanno preceduta? Nel 68 e negli anni seguenti chi ha fatto la guerra civile erano universitari che si sentivano incompiuti, arrabbiati. Come riferimento avevano leader internazionali del calibro di Adorno o di Marcuse. Ora, chi sono i loro riferimenti? Greta o Francesca Albanese? Oggi i giovani non si sentono incompiuti, non mi sembrano arrabbiati, non mi sembrano proprio in grado di pensarsi violenti. Anzi, i violenti li mandano via dalla loro piazza. I giovani non hanno più il conflitto nella pelle, possono creare un bel manifesto, portare una bella bandiera e cantare Bella Ciao in nome di un rimpianto per una resistenza di 80 anni fa. Dentro di loro non c'è alcuna rabbia profonda, solo un grande sentimento di pace, di bontà per chi soffre. Sinceramente la loro mi sembra una manifestazione di preti più che una manifestazione di conflitto. Ancora la Stampa. In questi giorni si è paragonata l'atmosfera che si è creata alla protesta contro la guerra in Vietnam. Come le sembra questo paragone? Assolutamente falso. Questi non sono figli del Vietnam, né di Genova, né di altro. Ogni generazione ha il suo destino e questo è ancora tutto da scrivere. Infine, nel governo spesso si mette in guardia contro il rischio che si vada incontro a una nuova stagione violenta e nei cortei una parte marginale di violenti esiste. Pensa anche lei che esista questo pericolo? Dice il sociologo, nessun pericolo. Il terrorismo oggi è solo verbale e un buon governante ci passa sopra perché deve essere sicuro delle proprie azioni. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La veloce perturbazione giunta nelle ultime ore è in transito ormai solamente sulle regioni meridionali. In mattinata bel tempo al centro-nord con cieli anche pressoché sereni, da segnalare solamente qualche disturbo sulle Alpi orientali. Più nubi al sud, tuttavia con fenomeni molto irregolari e deboli, quasi esclusivamente sul basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente immutata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumache in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumache bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile
tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, ciao Sammy, grazie di avermi dato questa possibilità di presentare il mio nuovo singolo, uscito appena il 3 ottobre. Questo brano l'ho prodotto insieme al mio maestro Frank Nemora. E praticamente il brano descrive l'amore dall'inizio, cioè l'attesa dell'arrivo di un amore, l'intreccio dei corpi, lo scambio delle emozioni, lo scambiarsi degli odori, cioè l'amore visto in tutta la sua passionalità. E ho voluto introdurre l'armonica, che sarà un nuovo strumento che mi accompagnerà un po' in alcuni altri brani del nuovo doppio album, perché enfatizza proprio queste emozioni dell'amore e rende le cose molto più passionali. Volevo spendere 2 paroline sul video ufficiale che vi invito a guardare. Alcune immagini sono tratte dal documentario poetico del 1934 L'uomo di Haran di Robert Flaherty, e queste immagini non fanno altro che valorizzare il brano di È inutile parlare, dato che in questo documentario il dialogo uomo-natura non ha bisogno di parole, quindi il regista ha avuto questa intuizione di volere inserire queste immagini bianche e nero molto belle, e si sono legate benissimo con la canzone Inutile parlare. Un abbraccione fortissimo e grazie a tutti voi. Ciao da Piatuccitto. Entrerai nella mia stanza ed io sono lì che aspetto, ti vedo in lontananza, mi sembri felice. Per me userò la mia pelle per sfiorare la tua pelle, userò la mia lingua per bagnare il tuo cuore, per staccare il tuo cuore, non staccarti da me.
È inutile parlare. È inutile parlare. Io non parlo più. È inutile scappare. Rimane ancora un po'. Il tempo di un amore. O il tempo che vuoi tu. È così semplice. Uscirai dalla mia stanza con i vestiti sbagliati, con i capelli spettinati, come sei bella. Userai la tua pelle per legare la mia pelle, userai la tua lingua per bagnarmi un sorriso, non staccarti da me, non staccarti da me. È inutile parlare, è inutile parlare, ti sento in quel momento, io non parlo più. È inutile scappare, ma se rimani ancora un po', il tempo di un amore o il tempo che vuoi tu. È così semplice scambiarsi l'amore, scambiarsi l'odore. Ah però, molto sexy la nuova canzone di Pia Tuccitto, artisti indipendenti, questa roba raramente la sentite sulle radio, quelle importanti, quelle vogliono soldi, quelle ti trasmettono solo se fai parte del club. Pia Tuccitto, nonostante abbia suonato per decenni con Vasco Rossi, è messa in un angolino, ma guarda, nonostante faccia musica incredibile, ragazzi, seguitela sui social, scaricate legalmente questa È inutile parlare, ma guardatevi lo splendido video su YouTube. È inutile parlare, Pia Tuccitto. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin alle 8:40, la gallina canta, no, sono io che canto e che anche se è inutile parlare a volte parlo, soprattutto leggo i vostri WhatsApp ogni mezz'ora, mi scrivete in tantissimi, giustamente sono momenti importanti per dire il nostro e vostro pensiero, chi tace acconsente, Quindi il fatto che parliate vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella narrazione che vediamo su giornali e telegiornali? Ditemelo voi. Inviate un WhatsApp al 340 67 09 659, come ha fatto il grandissimo Mauro Lucentini, storico leghista delle Marche. Ciao Sammy, più fanno casino nelle piazze e più prendono batoste come da noi nelle Marche. Ed effettivamente oggi si vota ancora in Calabria fino alle 15, vedremo alle 15:05 cosa succede, se si sono comprati oppure no la Gaza Cola a Reggio Calabria. Buongiorno Sammy, se la rassegna fosse seriosa andrebbe bene il lamento ebraico degli schiavi di Va Pensiero, ma siccome la rassegna la fai tu, i gattini di Rossini sono il cesello d'oro alla tua esilarante favela. Enzo, non riesco a proseguire dopo questi complimenti, cioè, il cesello d'oro alla tua esilarante favela, ma non me l'ha detto neanche mio padre nei momenti migliori della mia carriera, ma stupendo, gattini per sempre, no, che sto proponendo giustamente alle 7:25, gli storici ascoltatori di Radio Libertà sentivano il Va Pensiero, poi ci siamo evoluti, c'è stato Gaber e altri, ultimamente ci sono i gattini di Rossini. Se non sapete cosa sto dicendo, cercate semplicemente su YouTube, scrivete gattini e Rossini e vedrete che cosa appare. Sì, è un qualcosa di inedito.
perché non è tra le cose famose di Rossini e proprio non è molto conosciuto, ma effettivamente è fuorviante, una presa in giro a quello che sta per andare in onda, ed effettivamente poi alle 7:30 parte una rassegna stampa che è tutto fuorché seria. Cerchiamo di riderci e di scherzarci sulle bombe che cadono, il che è quasi impossibile, però un sorriso ogni tanto riesco a strapparlo anche a me stesso quando mi sento nella replica. A proposito, dalle 20 alle 21, se fate i bravi, anche questa sera va il meglio o il peggio della rassegna stampa. Ciao Sammy, non solo per questo episodio, complimenti vivissimi a Capezzone, il suo spezzone, lo spezzon di Capezzon, lo avete visto sui social, cercatelo se non l'avete visto. Non sentivo la voce della conduttrice per richiamare all'ordine. È vero Mario, stava zitta la conduttrice. Roberto, il Papa chiama ancora più migranti che sono islamici. Gli islamici prima fanno fuori gli ebrei, poi i cristiani da dentro, visto che sono già qua e noi ne vogliamo ancora. Regalerò un burka alla mia compagna. Caro Roberto, arriveremo davvero a questo. Già ci sono alcuni che li mettono in vetrina e che li spacciano come il vestito del futuro. Io penso di aver votato un governo di senza palle, nel quale la povera Lega si sta riducendo a pura comparsa, ci dice Gino, che porta effettivamente un po' di sfiga, ma qualcuno magari la pensa come lui. Sarebbe meglio uscire da questo governo? E dove andiamo poi? A manifestare con i Propal? Telese lavora in TV solo perché ha sposato la Berlinguer. Professionale non vale molto. Professionalmente non vale molto, certo Pietro, grazie. Buona Varin nel senso buon Varin, no? Buona Varin. Tutte le manifestazioni fatte in questi giorni non sono altro che grandi manovre d'autunno-inverno. Collezione autunno-inverno interessante. Canaglie ignoranti di storia. Lo striscione che inneggia il 7 ottobre deve essere portato in Parlamento e nella sede della CGIL. La legge prevede i tempi per gli scioperi e per i blocchi stradali. Governo, tiri fuori le palle, li porti a processo. Mi fate sapere chi paga per le spese dei rientri da Israele e se le barche saranno affondate come spero? All'onorevole spero sia stata restituita la lozione igienizzante ed abbronzante per cui ha sofferto tanto. A processo anche loro, scrive scherzando chiaramente Maurizio. Ancora. Per me ha ragione Max del Papa. I manifestanti pro-PAL sono pro-Hamas, pro-terroristi criminali. Signori, questo e d'altro tra i vostri messaggi al 340 67 09 659. Siete tosti e lo so, io lavoro in questa radio perché mi date soddisfazione. C'è qualcuno che vive al di là dell'altoparlante. 8:45, mi rituffo naturalmente nella rassegna stampa ringraziando sempre il nostro regista Simone, oggi alle manovre. Ospedale senza soldi, stop alle operazioni. Attenzione, la denuncia a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Tu dirai, ma sicuramente sarà una zona amministrata dal centrodestra. No, signori, siamo all'ospedale Rizzoli di Bologna. Nel 2022 era il quinto miglior ospedale delle ossa al mondo, oggi è l'11°, lo stabilisce la rivista Newsweek. Resta però il primo indiscusso in Italia nel suo campo, tanto che nei suoi dintorni, nella Bologna ricca e collinare in cui fu costruito più di un secolo fa, sono costellati di camper, ci bivaccano dentro i parenti dei ricoverati venuti da tutte le regioni del nostro paese, in cui prestazioni mediche di pari livello risultano impossibili. Stiamo parlando del Rizzoli di Bologna. Ebbene, ospedale senza soldi, stop alle operazioni, la rivolta dei primari. Interventi ridotti dell'80% per quasi un mese. La direzione: vanno smaltite le ferie. Medici e pazienti insorgono. Il provvedimento contribuisce in modo marginale a ridurre i costi. Nella pausa faremo anche lavori di manutenzione, dice il direttore generale, mentre il direttore della clinica ortopedica dice: riducendo la produttività di tutta la struttura, molti malati in lista d'attesa avranno aggravamenti.
Paginone, sembra incredibile signori, ma è così, a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Dove va Sammy Varin? Dove ci porta in questo momento? Andrà forse sul quotidiano Il Tempo? E perché no? Mi avete dato un'idea, grazie. Abbiamo anche no, prima il Fatto Quotidiano, però il Fatto Quotidiano ci manca, altrimenti in centropagina la patacca sui fondi di Hamas a flotilla. Un foglio di 4 anni fa, la prova di Israele del febbraio 2021, non c'entra nulla con la missione. Il quotidiano Fatto, il Fatto Quotidiano, mamma mia, sbugiarda tutta la narrazione del centrodestra in questi giorni. In taglio alto il nostro inviato, perché oggi ritornano altri 15 connazionali, quindi saremo qui gli eroi. Quando al porto la gente mi ha detto tu hai invaso Israele. Tan, da, da, da. E poi ancora Trump strappazza Bibi, basta bombe e apre alle richieste di Hamas. Dura telefonata prima dei vertici nei paesi arabi. Così oggi il Fatto Quotidiano. Dicevo, ci tuffiamo, andiamo sul Tempo perché il titolo del Tempo è sempre potentissimo. L'Italia migliore di Elli a noi fa schifo. 126 agenti feriti nei 3 giorni di cortei, 262 identificati negli scontri della capitale, 30 milioni di danni arrecati ai negozianti di Roma, 8% di disdette turistiche durante i giorni dello sciopero. Il ministro Piantedosi, il grazie di Piantedosi a Carabinieri e Polizia sono stati encomiabili, la risposta dello Stato mai stata emotiva. Il titolare del Viminale, sicurezza non è repressione. E poi Giulia Sorrentino che scrive 2 anni dal 7 ottobre tra striscioni, insulti e minacce agli ebrei. Siamo in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, l'Italia migliore di Elli a noi fa schifo, e l'editoriale di Tommaso Cerno, con me l'Italia diventerà Elli-Stein. Finalmente un programma elettorale. La leader del PD Elly Schlein, dopo anni di opposizione al grido abbasso Meloni, brutta fascista, ha dedicato qualche minuto a esporre agli italiani il suo progetto per il futuro del paese nel caso in cui il PD per la prima volta governasse. Dopo aver vinto le elezioni ci auguriamo tutti che sia finita l'era di chi governa senza vincerle. Per essere più efficace nelle esposizioni, Schlein ha usato immagini di attualità e ci ha spiegato che le auto incendiate, gli incappucciati del Colosseo, le bandiere di Hamas e Hezbollah apparse nel corteo Propal, gli agenti di polizia feriti per garantire l'ordine pubblico senza alzare un dito contro questi criminali, l'adesione alla propaganda di Hamas, l'islamismo radicale e le moschee abusive sono la promessa che fa ai lavoratori reduci dall'ennesimo sciopero per Gaza, perché per lei questa è l'Italia migliore, una specie di Elli-Stein da cui fuggo a gambe levate, anzi ognuno voti per chi vuole, ma mi permetto di dire che questa Italia mi farebbe schifo, non in senso metaforico ma proprio papale, scrive oggi Tommaso Cerno sul quotidiano Il Tempo. Giro pagina e ci sono gli esempi a pagina 2 a pagina 3. Bell'Italia, poveri noi, Roma devastata e attacchi alla polizia, ma Schlein parla del paese migliore e accusa la Meloni di usare la clava. Gli intimidazioni a Terni, il fantoccio di Bandecchi a testa in giù davanti al comune, il sindaco, chi minaccia è rimasto al periodo fascista, solidarietà al primo cittadino e leader di Alternativa Popolare. Giro pagina, eccola qua, 2 arresti, 12 fermati, 41 agenti feriti, continua la conta dei danni alla capitale, con il grazie di Piantedosi alle forze dell'ordine, la risposta dello Stato mai dettata dall'emotività. Pagina 4, a 2 anni dal 7 ottobre, botte, scritte e striscioni, cresce l'odio contro gli ebrei. Anche ieri a Roma e Milano apparse minacce antisemite, domani a Bologna si celebra la resistenza palestinese. Pagina 5, siamo sempre sul Tempo, la patacca di Repubblica sui Propal, pubblica la super piazza ma la foto di San Giovanni è un vecchio sciopero CGIL. E ancora Telese Capezzone,
scintille su Hamas, tutte le prove che la legano a flotilla. Il giornalista si infuria e lascia la trasmissione Omnibus piuttosto che dialogare col direttore editoriale di Libero, ragazzi. Paginoni interessanti sul quotidiano Il Tempo quest'oggi, ma Sammy Varin vi porta a pagina 10 perché si parla già di legge di bilancio, taglio IRPEF per i redditi medi, Forza Italia, arriviamo da 50 a 60.000, la Lega vuole la rottamazione. Il DEF arriverà alla Camera e al Senato il 9 ottobre, quindi questa settimana. L'ipotesi del governo è di diminuire l'aliquota dal 35 al 33%. Il carroccio, stralciamo le cartelle esattoriali. Antonio Adelai. Il governo è al lavoro sulla legge di bilancio per il 2026 che dovrebbe ammontare a circa 16 miliardi di euro, un provvedimento che guarderà alle famiglie, al ceto medio, al mondo imprenditoriale senza trascurare l'aspetto pensionistico e con una particolare attenzione indirizzata alla sostenibilità dei conti pubblici. Quella che si apre oggi intanto sarà una settimana importante dal momento che domani e dopodomani si svolgeranno le audizioni davanti alle commissioni riunite di bilancio, Camera e Senato sul documento programmatico di finanza pubblica approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, audizioni che si concluderanno con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Il documento programmatico di finanza pubblica che approderà giovedì 9 ottobre all'esame delle assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama per il via libera contiene tutti i numeri e gli elementi che formano l'ossatura, che costituiscono la cornice della prossima manovra economico-finanziaria, manovra che è attesa in entrambi i rami del Parlamento entro il 20 ottobre, mentre entro la fine del mese di novembre in programma il primo parere del testo da parte dell'Unione Europea. Diverse le misure allo studio dell'esecutivo, tra cui spicca la diminuzione dell'aliquota intermedia dell'IRPEF dal 35 al 33% nello scaglione tra i 28.000 e i 50.000 euro lordi di reddito annui. Un intervento chiesto da Forza Italia, anche se il partito guidato dal presidente e ministro degli esteri italiani vorrebbe che la misura arrivasse fino ai 60.000 euro lordi l'anno. Chiediamo di fare il massimo possibile, ha detto il responsabile dipartimenti di Forza Italia Cattaneo, interpellato da Affari Italiani. Abbiamo a cuore la tenuta delle finanze pubbliche perché tutti vogliamo continuare a essere credibili, aggiunto al parlamentare. Possiamo arrivare a 60.000 anche se saremo in grado di trovare coperture finanziarie aggredendo e tagliando la spesa pubblica improduttiva. Si può fare, un partito liberale lo deve fare. Sul tavolo ci sono anche altre ipotesi. Si parte dall'alleggerimento del carico fiscale con una detassazione degli straordinari per permettere rinnovi contrattuali e si prosegue con una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, cara alla Lega, che dovrebbe introdurre dei paletti, delle norme più stringenti contro chi vuole fare il furbo. Previsto poi il mantenimento e il rafforzamento del bonus mamme, pari finora a 40 euro al mese, rivolto a lavoratrici con almeno 2 figli fino al compimento del 10° anno di vita, che viene corrisposto in un solo pagamento alla fine dell'anno. Sì, inoltre al rifinanziamento delle misure a sostegno delle persone anziane non autosufficienti, con un occhio di riguardo per quanto concerne la coabitazione solidale e l'assistenza domiciliare. Si tratta dell'ennesima dimostrazione dell'impegno del governo di Giorgia Meloni a favore di politiche a supporto dei nuclei familiari e della natalità. Paginone, pagina 10 del quotidiano Il Tempo con buone nuove che chiederemo tra qualche minuto anche al grandissimo Riccardo Molinari, che ci ha confermato la sua presenza subito dopo le ore 9, il capogruppo della Lega alla Camera. Il Parlamento europeo si prepara a votare per la Salis o contro la Salis. Pagina 11 del quotidiano Il Tempo, il giorno della verità per l'immunità di Salis, Ilaria, ma rischia pure Ursula. Domani, martedì, il voto segreto. Sinistra a caccia di 50 franchi tiratori. Franchi tiratori? Chi vuole fare franco tiratore? Lei vuole fare il tiratore franco? Dai. Salvarla, bisogna salvarla, povera, perché salvarla? Giovedì c'è l'esame delle 2 mozioni di sfiducia contro la von der Leyen. Domani Ilaria Salis conoscerà il suo destino, scrive Dario Martini oggi sul quotidiano Il Tempo, di nuovo a processo in Ungheria o tranquilla su una poltrona al Parlamento europeo.
I popolari che dicono: il portavoce del PPE ha assicurato che il gruppo voterà contro Salis, ma confermerà l'immunità a Magyar, oppositore di Orbán. Stiamo a vedere anche il voto giovedì contro o pro Ursula von der Leyen. Sul quotidiano Il Tempo. Dove andiamo? Dove andiamo? Avete richieste? Richiedete giustamente. Questa ci mancava, ragazzi. Sul quotidiano La Stampa ritorniamo dopo l'ospedale bolognese senza soldi. Anche questa è carina perché stanno tirando molto. Da una parte i sacerdoti, a parte quelli che vendono integratori, che uno dico, ma un sacerdote che vende integratori, ma quelli che insomma ti parlano, ti scrivono, ti convincono, ed è bellissimo. Finalmente sacerdoti su Instagram. Altra cosa, pagina 20 del quotidiano La Stampa, è chattare con Dio. Dalle app con preghiere e meditazioni fino alle confessioni. Ci si confessa con l'intelligenza artificiale, signori, che questo è terribile, cioè vuol dire che non c'è proprio nessuno più che ti caga. Cresce il pubblico di chi cerca nella tecnologia le risposte sulla fede. Se ne parla a pagina 20 del quotidiano La Stampa con Nina Fresia. Per Dante era una luce abbagliante, Hollywood lo ha immaginato con il volto del Morgan Freeman in Una settimana da Dio, e chi non l'ha visto, cavolo. Oggi c'è chi cerca il supremo nel mare magnum delle app, dove le divinità sono messe in fila come in un catalogo di Netflix. Signori, mi zittisco, ma sono in molti che effettivamente, se non c'è più nessuno che ti ascolta, va a parlare con le app, con l'intelligenza artificiale. Santa polenta. Sì, sono ancora in tempo. Sono ancora in tempo a leggervi l'apertura del quotidiano Il Giornale. Flotilla, la verità sugli aiuti? Neanche mezzo camion. E Landini ora piange, sbagliato lo striscione pro Hamas. La strana svista di Repubblica sulla foto di della piazza di Roma. In spalla Vittorio Feltri, il suo editoriale: cattivi maestri, cattivi ragazzi, pessimi maestri. Ve ne leggo qualche stralcio, ma poi lo sentiremo in settimana. Vittorio Feltri parla su questo canale la mattina. Vorrei vedere anche io, come molti lettori ci hanno segnalato, i volti degli studenti di Bisceglie che hanno esposto un cartello con scritto Meloni, Tajani, Salvini, farete la fine di Mussolini. Sì, sabato, come tutti gli altri quotidiani, abbiamo pubblicato sul nostro giornale una loro immagine, ma pixellata, coprendo quindi le fattezze dei minori. Non vorrei vedere i loro volti per esporli a pubblico ludibrio, ma perché è giusto che i cittadini, a cominciare dai genitori e dagli insegnanti, si assumano la responsabilità morale di ciò che hanno contribuito a generare. Detto ciò, purtroppo la legge impone limiti precisi. I minorenni non si possono riconoscere pubblicamente neppure quando si comportano da perfetti imbecilli. Questo e d'altro con Vittorio Feltri sul quotidiano Il Giornale, che dedica di spalla anche spazio all'albanese e a Telese, la sinistra intollerante che abbandona i salotti TV, e naturalmente il treno di pacifisti che finisce sotto le bombe di Putin. Ordigni a pochi metri dai convogli, a bordo 110 italiani, Tajani aiutati da eroi ucraini. In settimana il primo verdetto: se fumate, attenzione, la crociata di Bruxelles contro il tabacco manderà in fumo 100.000 posti di lavoro. Di questo e d'altro torneremo a parlarne tra pochissimo. Adesso c'è la pausa musicale con la canzone indipendente di Scaccabarossi dedicata a tutti gli innamorati, Farfalle nello stomaco, e poi arriverà Riccardo Molinari. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Ciao, io sono Fabio Scaccaberossi, in arte Scaccaberossi. Non sono nuovo da queste parti, infatti voglio ringraziare Sammy per la possibilità che mi dà ogni volta di presentare i miei singoli, che sono tanti, e quest'oggi per la serie Una canzone al mese vi presento il mio nuovo singolo che si intitola Farfalle nello stomaco, che è un brano speciale che parla di quella sensazione che tutti conosciamo bene, cioè l'amore. E vi invito tutti quanti a condividere questa canzone con chi almeno una volta vi abbia fatto sentire le farfalle nello stomaco. Buon ascolto. Quel giorno l'ho incontrata e la vita m'è cambiata. L'ho invitata a una serata, vuole essere corteggiata. Sto tipo m'ha acchiappato al punto che mi toglie il fiato. Non voglio far tutto affrettato, voglio il battito accelerato. Farfalle nello stomaco e mi viene forte un brivido, e quel tuo sguardo languido mi fa sentire stupido. Qui c'è un caldo torrido, quest'amore è tossico. Sono qui che trepido, è tutto troppo splendido. Te la sei proprio tirata, non sei così scontata, fino a quando t'ho baciata, tra le mie braccia sei cascata. Con quel tuo sguardo magico sei così magnetico, a volte anche poetico, sembra così logico. Vieni con me, ti farò capire che l'amore non sente ragione. Vieni con me, ti darò il mio cuore senza provare timore. Farfalle nello stomaco e mi viene forte un brivido, e quel tuo sguardo languido mi fa sentire stupido. Qui c'è un caldo torrido, quest'amore è tossico. Sono qui che trepido, è tutto troppo splendido. Farfalle nello stomaco e mi viene forte un brivido, e quel tuo sguardo languido mi fa sentire stupido. Qui c'è un caldo torrido, quest'amore è tossico. Sono qui che trepido, è tutto troppo splendido. Prendimi tra le braccia, fammi sognare, tra sogno e realtà voglio restare. Sento il cuore che batte, lasciami entrare, vedrai, non farà male. Le farfalle nello stomaco, ragazzi. Bei tempi, adesso ti viene lo sciopone, soprattutto a vedere certe cose che compaiono nelle piazze. Il buongiorno anche a Scaccabarossi, è tornato con questa nuova canzone intitolata Farfalle nello stomaco. Non so cosa avete nello stomaco, ma adesso lo commentiamo insieme al capogruppo della Lega. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi, capogruppo della Lega alla Camera e presidente della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Ciao Sammy, un saluto a tutti. E allora Riccardo, qua ogni weekend che passa, ragazzi, succede sempre qualcosa, che siamo qua, ci cadono le braccia a vedere determinate scene, però giustamente inizia la settimana e dobbiamo capire con che umore cominciamo la settimana. Quello che trapela sui quotidiani quest'oggi è che la sinistra non aveva un programma e adesso ce l'ha. Il programma è Gaza e cerca in ogni modo di farlo suo questo programma, queste gigantesche manifestazioni, insomma bisogna riconoscerlo che comunque c'era parecchia gente in piazza in questi giorni. Secondo te è gente che vota a sinistra, questa gente che è andata a manifestare? Che gente è? Perché adesso ci sono anche gli esperti di sociologia che cominciano a dire, insomma, però sì, no, però bisognerebbe quello. Qual è il tuo parere? Dobbiamo preoccuparci? Perché a me tutta questa gente ha fatto molta paura che ci sia qualcosa sotto. Il PD fa così, cerca di prendere
riprendere in mano la situazione, ma li sta sfuggendo di mano. Forse non l'ha mai avuta in mano questa situazione, che ci potrebbe portare dove? Riccardo Molinari. Guarda, la penso esattamente come te, anche io penso che sia una situazione molto pericolosa e che il PD, ma non solo il PD, anche il 5 Stelle, in particolare il 5 Stelle, AVS, i Verdi, stanno soffiando sul fuoco perché vogliono utilizzare questo argomento della tragedia della guerra in Medio Oriente come un argomento contro il governo. Già qua c'è una prima forzatura, perché è una cosa che non ha nessun senso. La verità è che abbiamo un'opposizione che, non trovando argomenti di politica nazionale su cui contrastare chi oggi governa il paese, si appella a una vicenda internazionale che certamente smuove le coscienze, perché è innegabile che le immagini che arrivano da Gaza sono immagini che colpiscono tutti, quindi è un argomento su cui è anche facile, no? Mobilitare le persone. Il problema è che il gioco che stanno facendo è mobilitare le persone non per la pace, ma mobilitare le persone contro qualcuno, e contro qualcuno sarebbe il governo e ovviamente lo Stato di Israele, andando a ribaltare, diciamo, quella che è la realtà, cioè dimenticando che la guerra è tra uno Stato democratico liberale come Israele e i terroristi di Hamas. Infatti abbiamo visto nelle piazze anche comparire slogan a favore di Hamas, bandiere di Hamas e violenze. Quindi il gioco è molto pericoloso. Io credo che c'è un elemento in più: non solo giocano sul fatto emozionale che riguarda tanti cittadini che votano sicuramente a sinistra, ma magari votano anche da altre parti. Il problema vero è che loro stanno fomentando questa retorica antisemita, perché di fatto questo è, quando si dice che l'Italia è un governo con le mani sporche di sangue perché collabora con i genocidi di Israele, si sta dicendo, sta puntando il dito contro Israele, si sta facendo chiaramente dell'antisemitismo e si sta dando all'Italia delle responsabilità che l'Italia non ha, che l'Italia non ha nessun ruolo diretto in questo conflitto. Anzi, noi siamo un paese che dal punto di vista umanitario per la Palestina, per Gaza, sta facendo più di tutti. Quindi è veramente un travisare la realtà molto pericoloso, e credo che questo lo facciano scientemente per fomentare alcune comunità immigrate che ci sono nelle nostre città di religione islamica, che sono molto sensibili a questo tema. E infatti la cosa che mi più ha colpito di queste manifestazioni è che sono state così numerose anche perché credo che gran parte, diciamo, degli immigrati musulmani sotto i 30 anni fossero in piazza. Cioè, io vedendo le foto, le manifestazioni, anche nella mia città, per dire, voglio dire, io abito in una città di 95.000 abitanti dove più o meno ci si conosce tutti, e tu guardi le foto dei cortei, i filmati, e vedi persone che conosci che vengono dal solito mondo antagonista, eccetera, e tantissimi di questi ragazzi di origine araba che non conosci e che però sono tutti quanti in piazza a far casino. E perché? Perché secondo me la sinistra ha scelto cinicamente di accendere questo fuoco dell'antisemitismo e, diciamo, di andare a toccare quelle corde lì agli immigrati di religione islamica che ci sono nel nostro paese, e senza però tener conto di quanto questo sia pericoloso. E infatti l'abbiamo visto poi su come sono degenerate alcune di queste manifestazioni, e quindi è grave anche che il sindacato abbia voluto fare uno sciopero per Gaza. Cioè, da quando un sindacato sciopera non per i diritti dei lavoratori ma contro il governo, per una guerra dove il governo non è, diciamo, direttamente coinvolto? Anche questo l'ho trovato una cosa un poco assennata, ma chi sta veramente soffiando sul fuoco sono PD, 5 Stelle, AVS, e lo vedo anch'io un gioco molto pericoloso. Come, per chiudere, per rispondere alla tua domanda, non sono così convinto che a questo punto tutta questa parte di piazza la possano controllare. Infatti, soprattutto sembra che non la vogliano controllare perché non sono disposti a aderire a quella proposta lanciata dalla Lega di una cauzione da mettere come l'abbiamo messa noi anni fa. Abbiamo dovuto metterla e mettiamo una cauzione per chi fa queste manifestazioni, e insomma, se c'è qualcuno che procura guai, che distrugge, che rompe, e qualcuno deve pur pagare. Poi ti dico, io mi vergognerei se avessi dovuto passeggiare dietro uno striscione con scritto determinate cose. La cosa più vergognosa è che uno ci passeggiava dietro e non sapeva cosa c'era scritto su quello striscione che inneggiava ad Hamas. Ma tacciamo di infinite cose. Queste sono idee che giustamente vi mettiamo sul tavolo, poi voi decidete conquistare. Parliamo di PD, parliamo di sinistra, parliamo di sindacato
quello vero, perché la Lega sta facendo il lavoro che dovrebbero fare i sindacati, che adesso pensano solo a Gaza, e quindi cercare di migliorare la vita degli italiani. E questa settimana è una settimana importante, perché si mettono sul tavolo determinate proposte all'interno del centrodestra, nel governo, eccetera, per alleviare le sofferenze delle tasche degli italiani. Cosa succede questa settimana a questo proposito, Riccardo? Allora, questa settimana abbiamo un calendario che sarà importante soprattutto nella giornata di giovedì, perché giovedì noi avremo al mattino la votazione sul caso Al-Masri, sapete, sulla richiesta di processo per il ministro Nordio, il ministro Piantedosi e il sottosegretario Mantovano sulla vicenda Al-Masri, quindi sarà, diciamo, una mattinata molto, molto tesa, sarà il voto sull'autorizzazione a procedere per questo processo, e al pomeriggio poi avremo con il ministro Giorgetti il documento programmatico di finanza pubblica, che è poi la base per la prossima legge di bilancio, che sarà quella in cui potremo cercare di fare alcune delle cose che dicevi tu, quindi ridurre le tasse, aumentare gli stipendi, dare dei segnali, diciamo, ai cittadini. Questo documento è quello prodromico per la prossima legge di bilancio. Nelle giornate precedenti, quindi domani e mercoledì, avremo delle mozioni sul cinema e sul settore audiovisivo, un'altra mozione sui trasferimenti agli enti locali, e poi, diciamo, due proposte invece più importanti, che sono delle modifiche allo statuto del Trentino Alto Adige, e il terzo passaggio della richiesta di modifica dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia, che inizieremo a discutere, probabilmente il voto andrà più avanti, ma questa è una proposta di riforma dello statuto di Venezia Giulia, del Friuli Venezia Giulia, voluta fortemente dal nostro presidente Fedriga, che reintroduce le province e l'elezione delle province in Friuli dopo che la Deborah Serracchiani da presidente le aveva tolte, quindi è un provvedimento locale importante per i cittadini del Friuli. Molto molto interessante anche la valenza, e di questo torneremo a parlarne nei collegamenti quotidiani nel Qui Parlamento. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Buona settimana. Ciao Sammy, di nuovo un saluto a tutti, buona settimana. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che torna in rassegna stampa. Corriamo, cerchiamo di avere tempo poi negli ultimi 5-10 minuti, soprattutto per voi ascoltatori, per aprire le linee, ma devo tornare sul quotidiano Il Giornale, perché a pagina 2 c'è l'intervista con l'ambasciatore israeliano in Italia, Joan Pelé. Flotilla varata da Hamas. La flotilla è stata varata da Hamas. Gli aiuti? Mezzo camion. Così l'ambasciatore israeliano in Italia ha intervistato oggi, un paginone sul quotidiano Il Giornale. Nessun abuso. Nelle piazze, violenza e antisemitismo che inquieta. Intervista quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. E per chi vuole sentire un'altra campana rispetto a quello che è raccontato da tutti gli altri. Certo, anche Il Giornale si occupa della fake di Repubblica, 1 milione in piazza, ma è una foto del 2014, e poi parla Il Giornale a pagina 4 della rete Propal che sta incendiando l'Europa, e si parlava dell'Italia, delle tante manifestazioni grandi, grosse che ci sono state in questo weekend, ma anche Londra, Parigi e Barcellona sono ostaggio dei violenti che bloccano le città. Nella capitale britannica quasi 500 arresti, scontri e lacrimogeni sotto la Tour Eiffel, agenti feriti negli scontri della metropoli spagnola. Insomma, da Roma a Londra, da Parigi a Barcellona, l'Europa è ostaggio dei movimenti propal radicali che bloccano le città, promuovono slogan violenti, fomentano occupazioni colpendo cittadini e studenti. Dietro alle proteste per la Palestina c'è una vera e propria regia che tiene insieme mondi in apparenza distanti, ma tra loro, ma accomunati dalla volontà di utilizzare Gaza per promuovere disordini e violenza. Così, dai collettivi agli antagonisti, dalle baby gang composte da immigrati di seconda generazione agli islamisti, le strade delle città di tutta Europa sono da settimane invase da cortei che hanno avuto il loro apice lo scorso fine settimana. Francesco Giubilei ce ne parla oggi
La pagina 4 del quotidiano Il Giornale, cosa non presa molto in considerazione quest'oggi dagli altri quotidiani è il fatto che non succede solo in Italia, ma si sta espandendo in tutta Europa. Pagina 5, Landini scopre i violenti. Viminale pronto a vietare il corteo di Bologna. Oggi l'arrivo in Italia degli ultimi reduci italiani della flotilla, ma l'opposizione spara su Meloni. La sinistra è intollerante nei duelli in TV, eccolo il metodo Iacchetti, che è usato anche dall'albanese da Telese, lasciano lo studio contro Giubilei e Capezzone. Beh, Iacchetti aveva promesso anche i pugni, è andato ancora più in là. Pagina 14 del quotidiano Il Giornale, l'intervista con Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede. Il Papa non è una star, no al giubileo LGBTQ+. Il prefetto emerito della Congregazione della Fede dice: la Chiesa non faccia politica, pensi ai cristiani. Gesù accetta tutti, ma il matrimonio è uno soltanto, tra uomo e donna. Il pontefice opera in collegialità con i vescovi, non da autocrate. Appuntamento a pagina 14 del quotidiano Il Giornale. Giro ancora e sono in prima pagina sul quotidiano Il Corriere. Trump, ultimatum ad Hamas, ma il data room della Gabanelli, che è in prima pagina anche nella versione elettronica, ci dice come funziona la NATO, chi paga e cosa fa l'Italia. Il perno della difesa europea è ancora la NATO, l'organizzazione del Trattato Nord Atlantico fondata a Washington nel 1949 da 12 paesi, tra i quali l'Italia. Ora sono diventati 32. Ma come funziona? E quanto costa? La regola principale della NATO sta nell'articolo 5 del trattato. Tutti i paesi corrono in soccorso di un partner aggredito, finora applicato una sola volta nel 2001 dopo l'attentato alle Due Torri per appoggiare la missione in Afghanistan degli Stati Uniti. Mi metto le mani nei capelli. Cosa non viene detto dagli USA sulle spese reali? Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere, che ricorda anche che la Calabria oggi sceglie il governatore. Il test per i partiti alle 23 di ieri sera, l'affluenza al 29%, più o meno come negli anni passati. Si vota fino alle 3 di questo pomeriggio. È un percorso pieno di insidie, ma c'è uno spiraglio mai visto. Stiamo parlando naturalmente del Medio Oriente. A pagina 5 del quotidiano Il Corriere, Gian Guido Vecchi intervista il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Il cessate il fuoco sarebbe il primo passo. Chiaramente c'è tanto ottimismo per la prima volta riguardo questo cessate il fuoco. Paginone oggi sul quotidiano Il Corriere, che si occupa poi naturalmente anche delle piazze, con l'intervista a Landini a pagina 7. Piazze straordinarie, falsi i dati del governo, nessun cattivo maestro, i violenti li cacciamo. Landini, la CGIL ha sempre chiesto libertà per gli ostaggi. Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso, dice il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. 3 milioni di persone hanno riempito in 2 giorni le strade in tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani che già avevamo visto nel referendum, che non mi sembrava fosse andato così bene. Enrico Marro oggi intervista Landini a pagina 7 del quotidiano Il Corriere. Gli slogan pro Hamas, scritte antisemite, slogan pro Hamas non c'entrano con chi manifesta, li condanniamo. Le mobilitazioni, c'è una generazione che ha preso la parola, queste giornate aprono a un nuovo corso, chissà quale corso, chi prenderà in mano tutta questa gente. Sempre sul Corriere, te lo dicevo, come funziona la NATO. Ecco chi paga e quanto. A pagina 9, l'interessante data room della Gabanelli. La regola è che i 32 paesi vanno in aiuto dei partner aggrediti. In Europa, nelle oltre 40 basi americane militari, sono 100.000.
cosa gli Stati Uniti non dicono sulla spesa e sui costi reali. Quasi mi dispiace, ma devo dirvi di acquistare quest'oggi il quotidiano Il Corriere, perché sono cosettine che se poi tu vai sul sito fai il furbo, tanto non ti fa leggere nulla di più del titolo. Bisogna pagare. Allora quanto vale uscire di casa, far 4 passi e comprarsi il quotidiano? Si parla anche delle elezioni, anche ora oggi fino alle 15 in Calabria. Centrodestra al seggio con i figli, poi il sopralluogo alla scenografia sperando nella festa. Roberto Chiuto. Nel centrosinistra, nel paese d'origine ma senza residenza, la convinzione di una partita aperta. Pasquale Tridico. C'è anche la tagliatella che invade il Senato e meno male, tutto un magna magna lì. Casini ne porterà 15 kg. L'ex presidente della Camera, stiamo parlando di Pier Ferdinando Casini, è diventato apostolo della tagliatella. Dicevamo che il Papa non ha di meglio da fare, va a tutte le rappresentazioni, inaugurazioni, eccetera. Beh, Casini è apostolo della tagliatella. Un orgoglio bolognese, su questo siamo assolutamente d'accordo. Domani il pranzo al Senato con 15 kg di tagliatelle solo per i senatori, non c'è distribuzione al popolo, no. Ancora sul Corriere, possiamo aprire anche le linee, chi vuole chiamare chiami in questo momento e si metta in attesa. 0292 94 7222. A pagina 15 importante, domande e risposte di Mario Sensini, la riduzione dell'IRPEF per aiutare il ceto medio spetterà anche ai redditi sopra i 50.000 euro. L'ipotesi in salita di intervenire detassando le tredicesime. Ragazzi, stiamo facendo il lavoro che dovrebbero fare i sindacati al governo. C'è il centrodestra e visto che i sindacati pensano solo a Gaza, pensiamoci noi. Le fasce sono solo il 2% i contribuenti che dichiarano oltre 100.000 euro l'anno. La rottamazione, spunta l'ipotesi della rottamazione delle cartelle, più probabile su 96 rate e non 120, ma avete sentito questa settimana si decide. Aumento dell'età pensionabile, salvo chi ha almeno 64 anni, 6-4. Le vie d'uscita allo studio del governo per evitare l'attesa di 3 mesi in più prima del ritiro dal lavoro. Se ne parla in questo paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che dà speranza anche a chi purtroppo è in carrozzina. A pagina 21 Camilla Sernagiotto intervista Michela Benthaus, 33 anni, che lavora all'ESA. Sarò la prima astronauta nello spazio in sedia a rotelle. Non voglio essere l'ultima. L'ingegnera tedesca, una conquista per tutti, la data top secret. Durante un volo parabolico ho vissuto l'assenza di peso. In quel momento ho capito che lo spazio poteva aprirsi a chiunque. Ci sono delle difficoltà come l'ingresso e l'uscita dalla capsula, ma sono superabili. La sfida più grande è cambiare mentalità. Signore e signori, anche in carrozzina potrete andare nello spazio. A uno basterebbe poter girare tranquillamente per Milano senza barriere architettoniche, ma se c'è la possibilità di andare nello spazio, dai, chiamate! Questo è il vostro momento, 0292947222, Sammy Varin si blocca e fa parlare voi, commentate le notizie di quest'oggi. Pronto? Buongiorno signor Sammy di Setta. Buongiorno. Allora, signor Sammy, purtroppo per me, avendo purtroppo vissuto il periodo delle Brigate Rosse, io ho notato come da quando c'è in carica il governo Meloni sia aumentato in modo preoccupante il livello di livore ed odio da parte dell'opposizione. E questi sarebbero la VS e 5 Stelle in testa, e anche di tanti intellettuali e giornalisti, e ripeto, e anche di tanti intellettuali e giornalisti. Chiaramente la politica è sempre stata foriera, mi sembra, di dibattiti feroci, ma onestamente mi sembra che adesso si sia superato un limite oltre il quale la situazione potrebbe sfuggire di mano. E questo mi preoccupa, signor Sammy. Sembra, e lo dico con amarezza, che chi si riempie la bocca di parole della parola democrazia
non ne abbia chiaro il concetto. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie per l'alto là chi va là e per la sensazione che abbiamo in tanti quest'oggi, che la situazione stia sfuggendo di mano, che c'è qualcuno che va bene tutto quanto, basta mandare in vacca tutto quanto, il governo eccetera. Anch'io sono critico, lo sapete, non sono d'accordo sulla vendetta di Israele fatta in questo modo. Io speravo in una non vendetta dopo i terribili fatti di Hamas, però adesso stiamo esagerando, però così si sta mandando in vacca tutto ciò che si sta cercando di fare di positivo per questa povera Italia. E c'è qualcuno davvero che soffia sul fuoco di questo mandare in vacca tutto quanto? 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, Marco. Ciao. Ciao, senti, ti è capitato per caso venerdì di guardare Crozza? Sì, l'ho visto, è tornato dalle vacanze. Ecco, sempre ovviamente la tendenza è quella, bisogna accettarla, però detto delle cose interessanti, soprattutto anche su una cosa stranissima, ha fatto anche la pantomima, la caricatura di Mieli. E secondo me qualcosa sta cambiando, perché toccare un personaggio del genere che pareva fosse inattaccabile, infatti mi rifaccio alla telefonata di qualche mese fa di un ascoltatore, mi pare di Latina, uno molto critico comunque del Lazio, che diceva giustamente che i comici prendono per tutti quanti tranne il professor Mieli, e stavolta è stato attaccato e quindi qualcosa sta cambiando. Comunque senti, non è solamente il mio modesto avviso un discorso di distruzione dell'Italia, un discorso di distruzione dell'Europa, e la vedo molto grigia non solo per noi ma per il continente europeo. Io ho la vaga sensazione che a livello internazionale e mondiale, io non sono, adesso si va forse nel complottismo estremo, ma vedi anche questi cambiamenti di Trump, ho la vaga sensazione che Trump continui poi il lavoro di Biden. Un giorno dice una cosa, dice l'altra, e quindi credo che ci sia un disegno dietro proprio per distruggere l'Europa, e prima o poi questo accadrà. Spero di non esserci più, di non far parte più di questo mondo. Ciao caro. Grazie caro, non ci rimane che questo, è sperare di non esserci più. Certo, Crozza l'abbiamo visto, è tornato dalle vacanze e ha parlato di genocidio, prendendo in giro Mieli, ma anche altri importanti conversatori di centrodestra che non vogliono accettare, non vogliono nominare la parola genocidio. C'è un'altra chiamata, la prendiamo al volo. Pronto? Pronto, mi stai ascoltando? Ciao, buongiorno. Buongiorno, telefono da Reggio Emilia. Io sono del 41, negli anni, diciamo così, del dopoguerra, mentre finiva la guerra nel 43-44, i nostri liberatori americani bombardavano Reggio Emilia e noi eravamo sfollati, andavamo via perché bombardavano le reggiane che facevano i caproni, facevano gli aerei. Quindi noi dovevamo sfollare, siamo sfollati perché gli americani non guardavano chi c'era sotto, bambini o civili, bombardavano punto e basta. E dovevamo scappare sull'Appennino per evitare queste cose qua. Quindi purtroppo la guerra è guerra. Gli americani hanno bombardato Dresda, l'hanno rasata al suolo, 100.000 morti, poi dopo senza parlare di Hiroshima e Nagasaki. Quindi purtroppo quando c'è la guerra è così. È chiaro che la sofferenza per i bambini, per gli civili c'è, ma dobbiamo pensare che gli israeliani sono in guerra contro Hamas e quando vogliono combattere Hamas purtroppo anche i civili, i bambini ci vanno in mezzo. Quindi non ricordiamo che anche gli americani ci hanno bombardato pur liberandoci, no? Quindi non facciamo troppo i pietosi, che bisogna essere pietosi, però purtroppo la guerra è guerra. Saluto. Grazie per avercelo ricordato. La guerra è guerra. Qui ci fermiamo, tra pochissimo l'editoriale del nostro direttore, poi parleremo di America, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 ritorna Sammy Varino, tanti dei vostri messaggi da leggere, ma avremo anche degli ospiti interessanti. Grazie a Simone, Francesco in regia. Torniamo tra poco.
Avete